Ci sarebbe un vecchio astio tra le famiglie per questioni economiche all'origine del brutale omicidio di Enrico Faggion, freddato a colpi di pistola a Trissino. Il killer si è poi suicidato. Il giorno dopo la tragedia il dolore della comunità di Trissino. Sono due vittime della stessa tragedia, dicono i residenti e chi in paese conosceva vittima e assassino. Cerca di uccidere la suocera, ricoverata in ospedale a Chioggia per un'ischemia, scoperto dalla badante di un'altra paziente 56enne, arrestato dai carabinieri. Polemiche sul decreto dignità, il governatore nel mirino delle categorie. È già iniziata la campagna elettorale per le regionali, ribatte Luca Zaia, ospite nell'ultima puntata della stagione di Ringhi in onda lunedì sera. Ed un duro attacco al Movimento 5 Stelle dal decreto dignità, la messa in discussione delle opere pubbliche viene dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Titolare malmenata alla rapinatrice che si dilegua a piedi, paura ieri in una gioielleria di Vittorio Veneto e ora è caccia ad una donna bionda. Al via oggi il primo grande esodo estivo, code rallentamenti soprattutto sulla A4 Venezia-Trieste, traffico sostenuto su tutte le direttrici verso le località di vacanza del Veneto. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. In primo piano ancora la cronaca con l'agguato in strada a Trissino. Oggi i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di capire il movente che ha portato all'omicidio di Enrico Faggione e poi al suicidio dell'assassino. Ma sentiamo i dettagli nel primo servizio di Carlo Inghilleri. 5 colpi di pistola, uno dietro l'altro, dritti alla testa. È stato ammazzato così Enrico Faggion, 39 anni, una vita spezzata a pochi giorni dal matrimonio. Tutto sotto agli occhi dei passanti, in zona piscine a Trissino, in una giornata come tante che improvvisamente è diventata folle, tragica, scioccante. Poche ore dopo la sparatoria i carabinieri hanno trovato il presunto killer, Giancarlo Rigon, 61 anni, morto in macchina a pochi chilometri dall'agguato in una zona rurale di Trissino, dopo essersi sparato presumibilmente con la stessa arma usata per l'omicidio. In queste ore i carabinieri stanno lavorando senza sosta per dare risposte certe, per comprendere le ragioni profonde del gesto, per far luce sui motivi che hanno portato a questa tragedia. Gli investigatori oggi non parlano, le indagini non sono ancora concluse, ma risulta che Enrico Faggion conoscesse Giancarlo Rigon, un piccolo orafo del posto. Trissino, fino a una ventina di anni fa, era un fiorente distretto del gioiello, poi distrutto dalla crisi. Il movente dell'agguato sarebbe legato a una vecchia storia che riguarda la famiglia della vittima e un ipotetico debito d'oro. Tutto potrebbe ricollegarsi a una violenta rapina messa a segno la sera dell'8 marzo del 2005 a Castel Gomberto, nella gioielleria in centro al paese di cui era titolare la famiglia di Enrico Faggion. Un comando criminale armato aveva portato via gioielli per circa 100.000 euro. Poi la gang venne catturata, ma il bottino non sarebbe più stato ritrovato. Il presunto killer Giancarlo Rigon però avrebbe rivendicato i suoi diritti su parte dell'oro rapinato lasciato da lui in contovisione al negozio. Così, quando la gioielleria è stata rimborsata dall'assicurazione, anche lui avrebbe preteso parte del risarcimento. Un'attesa durata 13 anni fino alla tragedia di ieri, quando in un giorno come tanti avrebbe tagliato la strada ad Enrico Faggion, forse per un chiarimento poi degenerato, forse già con l'idea di regolare i conti. Ma ci sono ancora tante domande che attendono una risposta. Bisognerà ora capire perché il presunto killer avrebbe agito in modo così efferato, perché fosse in possesso di un'arma e se avesse problemi economici. Di certo ci sono solo quei colpi di pistola, uno dietro l'altro, che hanno divorato in un attimo la vita di 2 uomini. Ed oggi siamo tornati a Trissino a sentire le reazioni il giorno dopo la tragedia. Trissino si sveglia nel silenzio assordante, possiamo dire, ecco. Allucinante,
Non ho parole. Non ci sono parole. Nessuno vuole commentare quanto è accaduto qui ieri. I protagonisti erano entrambi conosciuti e apprezzati in paese. Siamo andati nel quartiere dove risiedeva e un tempo lavorava Giancarlo Rigon, per gli amici semplicemente Carlo. Carlo mattina gioca la partita a carte alle 11:30, dopo succede dopo. Ieri mattina alla sala 11:30 ho giocato a tavolo carta. Io solo conosco, sembra qua tranquillo. 14 anni. Mai sentito lui l'arrabbiato con qualcuno, mai. Per me era un bravo ragazzo, però col professore cosa non si sa. Dopo problemi sui, che faria problemi. No, non si risolve niente così. Ecco, la reazione, la decisione di impugnare quella maledetta pistola, se sarà confermata dalle indagini, la volontà di farsi giustizia da sé, trova la condanna di tutti. Non lo so, qualcosa per aver maturato sta reazione mi sembra un po' esagerata, ecco. Tutto il fatto, in effetti, anche in una zona così popolata di bambini, poteva aggravare la situazione. E in effetti un proiettile vagante sarebbe finito nei pressi della piscina, a 50 metri di distanza dal luogo dove Enrico Faggione è caduto. Oggi, cosparso di fiori e lettere, questo marciapiede è meta continua di visite e omaggi di chi lo conosceva. Doveva anche sposarsi, era penso il momento più bello della sua vita. Lei si è sentito in dovere di portare un segno proprio qui? Un tributo a un amico, sì. So che serve niente, però ho sentito il dovere di farlo. Comunque Enrico sarà sempre con noi. Si può dire solo di stringerci il ritorno in preghiera alle famiglie delle vittime, che sono entrambe delle vittime da una parte e dall'altra. Ed ancora cronaca dal veneziano, ha cercato di soffocare la suocera ricoverata all'ospedale, 56enne di Codevigo, arrestato dai carabinieri di Chioggia. È nel carcere di Venezia a disposizione delle autorità giudiziarie il 56enne di Codevigo in provincia di Padova che lo scorso 13 luglio ha tentato di uccidere la suocera di 83 anni ricoverata all'ospedale di Chioggia per una ischemia cerebrale. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Venezia. Il 56enne, secondo le indagini dei militari di Chioggia, il 13 luglio si era recato a fare visita all'anziana. Nella stessa stanza un'altra paziente, assistita da una badante bielorussa, che si era allontanata momentaneamente approfittando di un momento in cui la donna si era addormentata. Al suo ritorno in stanza la badante ha sorpreso l'uomo mentre con un telo cerato copriva naso e bocca della suocera, mentre l'anziana scuoteva la testa nel tentativo di liberarsi da quella costrizione. La badante ha fatto scattare subito l'allarme chiamando un'infermiera. L'uomo dal canto suo ha cercato di giustificarsi subito dicendo che quanto aveva fatto era una sorta di tecnica innovativa risultata senza fondamento medico per stimolare l'anziana donna allettata e con ridotte capacità motorie. All'origine del gesto però ci sarebbe stata la preoccupazione di dover sostenere le spese mediche della suocera. Il 56enne, disoccupato dal 2015, pare stesse affrontando anche il dolore per la morte della madre. Ed ora la pagina politica con le polemiche sul decreto dignità, anche il governatore nel mirino delle categorie economiche. È già iniziata la campagna elettorale per le regionali, ribatte Luca Zaia, ospite nell'ultima puntata di questa stagione a Ring, in onda lunedì sera. Sentiamo un estratto della trasmissione. Dire che c'è una posizione dei Veneti, una della Lega, una degli industriali, direi di no. Direi che giustamente gli industriali, gli imprenditori in generale, ricordiamo che non sono solo industriali, parlano gli artigiani, parlano molti altri, hanno delle rivendicazioni, penso agli agricoltori. Gli agricoltori chiedono i voucher, anzi li chiedevano perché oggi sanno che c'è la certezza che i voucher, grazie a questa azione della Lega, e agricoltura e turismo tornano, diciamo. E turismo tornano. Dopodiché è giusto, come accadrà in tutte le leggi, è che noi siamo, come si vede, nella fase di rodaggio, di tagliando. Stiamo governando da 54 giorni o giù di lì, 60 giorni, non so quanti siano, e è naturale che il primo provvedimento vero che entra, anzi il primo in assoluto, cominci a collaudare le forze di governo rispetto anche al territorio. La regione va a rinnovo fra 2 anni. Quindi c'è chi è abituato alle corse lunghe, non dico industriali, dico in generale, perché poi il dibattito ha lambito un po' anche le forze politiche che sono all'opposizione, giustamente. Cioè stanno già facendo campagna elettorale, ma immagino che approfitteranno d'ora in poi di qualsiasi opportunità. Un'opportunità ghiotta, avendo la forza politica che rappresenta il Presidente, il Governatore in Veneto, che governa l'Italia.
e quindi è inevitabile che ogni cosa che si farà, nel bene o nel male, avrà una ricaduta in merito, vuol dire, ma tu che li rappresenti cosa dici? Allora, forse dovremmo tutti abituarci a questo nuovo schema di gioco, che è uno schema di gioco che io ho già visto nella mia vita amministrativa. Quando tu amministri una regione, se sei all'opposizione a Roma hai un dibattito, un tipo di dibattito, se sei in maggioranza devi rispondere anche di quello che accade. Se Salvini avesse fatto arrivare le navi avrebbero detto ma Zaia adesso cosa dice che arrivano gli immigrati? Invece Salvini le ha bloccate le navi, le ha bloccate, infatti se note sugli immigrati non dicono niente. Dal decreto dignità alla rimessa in discussione delle opere pubbliche già finanziate è il sindaco Luigi Brugnaro a lanciare un durissimo attacco al governo, in particolare al Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Invece che rafforzare lo Stato con cose serie, cosa facciamo? Ci mettiamo ancora norme sul lavoro, quasi che le norme sul lavoro siano quelle che creano il lavoro lo creano le imprese e gli imprenditori, che non vuol dire gli imprenditori soltanto loro, gli imprenditori qui i lavoratori, cioè i lavoratori e gli imprenditori stanno dicendo avete stoppato di brutto un decreto che è il decreto della disoccupazione, almeno mettete le mani un pochettino perché era un disastro. A danno di chi principalmente? I lavoratori. È durissimo il giudizio del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sulle politiche economiche del governo giallo-verde. A partire dal decreto dignità che il primo cittadino invita a correggere in Parlamento per limitare i danni, a suo dire inevitabili, a ripresa e occupazione. Dito puntato contro i 5 Stelle anche per la decisione di ridiscutere opere pubbliche come la TAV. Noi siamo dalla parte del progresso, noi siamo per farle le opere pubbliche, sono già finanziate, vanno finite e invece siamo preoccupati, sentiamo che vogliono riaprire i fascicoli. Come fai a riaprire un fascicolo su un'opera in corso? Vuol dire sospendere, sono danni enormi per questo Paese, speriamo che si fermino in tempo perché così noi ci troveremo le macerie. Le idee dei 5 Stelle, sostiene Brugnaro, sono le stesse dei fantasisti che hanno portato il Comune di Venezia a sprofondare nella voragine del debito che abbiamo trovato quando ci siamo insediati a Cafarsetti. Qui abbiamo risolto, da 800 milioni abbiamo calato il debito, oggi siamo a 740, debito pubblico del Comune di Venezia. Questo deve fare l'Italia e invece stiamo pensando di fare ancora debito perché rilanciamo col debito e rilanciamo gli investimenti. Non è vero, sono tutte balle. L'economia non si rilancia con nuovi investimenti a debito né appesantendo le aziende con ulteriori norme contro la flessibilità, argomenta il sindaco, ma riducendo burocrazia e costi della macchina pubblica tramite un processo di efficientamento. Per fare questo però occorrono competenze. Onestà è solo un prerequisito che dovrebbe essere scontato, ma dopo devi essere bravo. Perché se tu vieni a mettermi a posto le tapparelle di casa mia, è da funzionare, non ti grada essere soltanto onesto, ti grada essere buono. Ed ora parliamo di West Nile perché continua a salire nel Veneto il numero di persone contagiate da zanzare infette. L'ultimo caso è quello di una donna di Fossalta di Piave ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ho parlato stamattina, appena saputa la notizia, col compagno della mia concittadina, il quale mi ha tranquillizzato dicendo che tutto sommato sono già 4 giorni che l'evento è successo e la mia concittadina sta migliorando decisamente. È vigile e sta complessivamente meglio la cinquantenne di Fossalta di Piave colpita dalla febbre del Nilo, ricoverata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Nessun viaggio in zone a rischio, solo spostamenti nei dintorni. A contagiarla la puntura di una zanzara comune. Che si tratti di West Nile è praticamente assodato. In questi casi le unità di microbiologia e malattie infettive lavorano in simbiosi. Quando c'è il sospetto clinico viene immediatamente fatto l'esame del sangue, quindi un test particolare per identificare questa patologia. È una stretta collaborazione tra malattie infettive e microbiologia, per cui in questi casi viene dato il risultato e si procede con seguire il paziente che la comunicazione all'igiene pubblica. A Fossalta di Piave, comune di confine tra Treviso e Venezia, si apriranno a giorni manifestazioni con un consistente afflusso di persone come la sagra. Necessario procedere a una disinfestazione su larga scala. Si interverrà, fa sapere il sindaco, nel raggio di 500 metri dall'abitazione della cinquantenne colpita dalla febbre, in una zona piuttosto centrale del paese, e questo a tutela innanzitutto di anziani, bambini e malati cronici. Lunedì ho già convocato gli uffici, quindi l'ufficio tecnico, la ditta che mi fa il trattamento di solito e l'ASL, per fare un piano d'azione coordinato. Si parla comunque di una disinfestazione che possiamo definire massiccia.
Beh, non c'è altra possibilità. Saranno trattati non solo i tombini come al solito con le pastiglie, ma anche le aree private e pubbliche. Questo è l'unico sistema per poter combattere ovviamente il tipo di malattia. E disinfestazione massiccia sempre in provincia di Treviso, anche a Conegliano, per un probabile caso di dengue, quello che ha colpito un giovane coneglianese rientrato da un lungo soggiorno in un paese del sud-est asiatico. I sintomi della malattia si sono manifestati lunedì scorso, 2 giorni dopo il ritorno: febbre a 40, mal di testa, dolori articolari diffusi. Il giovane è stato subito ricoverato all'ospedale di Conegliano, dove i medici definiscono attualmente buone le sue condizioni. La conferma del virus dagli esami di laboratorio si avrà lunedì. Vettore dell'infezione la zanzara tigre, motivo per cui il sindaco di Conegliano Fabio Chiesa ha firmato un'ordinanza di disinfestazione della zona in cui risiede il paziente a Parè. Nella medesima zona l'ULSS procederà inoltre ad effettuare per 2 settimane campionamenti delle zanzare. Questo quindi per quanto riguarda Conegliano. E restiamo in provincia di Treviso con la cronaca, con la notizia della rapina che si è verificata ieri pomeriggio a Vittorio Veneto. Ora è caccia ad una rapinatrice bionda. Sentiamo. Serrande abbassate oggi alla gioielleria di via Garibaldi a Vittorio Veneto, dopo che ieri pomeriggio una delle 2 sorelle titolari, Teresa Dalla Giustina, 73 anni, è stata aggredita, malmenata e derubata. Tutto è accaduto poco dopo le 16, quando una donna bionda è entrata in negozio. Era una signora bionda sui 45-50 anni. Non ho mai vista questa signora, non l'ho mai vista io. No, ma la signora quella che... La signora che della gioielleria è la nostra cliente abituale, sono 2 sorelle anziane, gentilissime sempre. Come si è presentata? Cosa è successo? Come è andata qua? Come l'ha vista? La signora bionda, non l'ho più vista la signora della gioielleria ieri. Io sono andato, quando mi hanno detto che era successo, sono corso a vedere come stava e l'ho vista un secondo, poi sono uscito. Ecco, com'era? Aveva il volto tumefatto e un taglio in testa, si vede visibilmente scossa come tutti i negozianti attorno, perché voglio dire 4:30 del pomeriggio più un giorno con la pistola in mano non è sicuramente una roba facile per noi. Ecco, ma la gioielleria è gestita da 2 signore? 2 signore anziani, sui 70 anni hanno, sono 2 signore gentilissime che sono i nostri clienti abituali, quindi siamo tutti abbastanza scossi in questa zona qua purtroppo per questa cosa. Adesso corro dai carabinieri. La testimonianza del barista di fronte alla gioielleria, che come tutti i negozianti della zona è stato contattato per confermare l'identikit della rapinatrice. Stando alle testimonianze non sarebbe stata la prima volta che la donna bionda aveva cercato di rubare all'interno del negozio. In quel caso l'obiettivo era un vaso, ma la sorella dell'aggredita l'aveva allontanata in malo modo. Ieri la donna è riuscita ad entrare approfittando dei riflessi del sole lungo la via che impediscono di vedere bene chi chiede di entrare. E una volta dentro, la rapinatrice pare con una pistola, forse giocattolo in pugno, si sarebbe nuovamente diretta verso il vaso che poi avrebbe usato per percuotere l'anziana, a cui successivamente avrebbe strappato collane e bracciali. Un bottino tutto sommato magro che la donna si è portata via lasciando l'anziana a terra in stato confusionale. Subito sono intervenuti i soccorsi e la 73enne è stata ricoverata all'ospedale, mentre i carabinieri hanno iniziato la caccia alla rapinatrice che sta continuando anche in queste ore. E torniamo ora sul caso dell'operaio straniero colpito da un proiettile esploso dalla finestra da un 40enne a Cassola. La notizia ha fatto il giro d'Italia suscitando una marea di reazioni, mentre lo sfondo razzista dell'evento è al vaglio degli inquirenti. Intanto ora la polizia rivolge un appello ai negozianti delle armi di libera vendita. Sentiamo. Sono armi e si vede che non provocano la morte ma provocano il ferimento di una persona, sebbene siano armi cosiddette di libera vendita e possono essere detenute da tutti noi. Le parole del vicequestore David De Leo, dirigente del commissariato di Bassano, dopo quel che è successo a Cassola con un 33enne di Capoverde ferito da un pallino sparato dal fucile di un cecchino che era appostato in terrazza. Per il 40enne i carabinieri della compagnia di Bassano hanno proceduto con la denuncia. La polizia non ha e non può avere competenza diretta sul controllo delle armi di libera vendita, ma questo non impedisce di richiamare tutti al buon senso, compresi i commercianti che nei loro negozi vendono questi oggetti. Ci sono tante possibilità per nuocere, per far del male, fermo restando che un po' più di attenzione da parte degli esercenti specifici ci dovrebbe essere, ovvero
quando una persona è alterata e si presenta soprattutto in fase critica, è possibile non vendere. Insomma, prima ancora della legalità e del rispetto delle regole ci deve essere l'attenzione per i propri interlocutori, tentare di capire se l'arma a giocattolo da software o a pallini serva a qualcuno intenzionato a commettere qualche reato. Il giro, tra virgolette, di carattere amministrativo, quindi l'attività informativa da parte della Polizia di Stato di Bassano del Grappa è sempre rivolta a tutte le armerie, soprattutto quelle che hanno la possibilità di vendere questo tipo di armi. Non vorrei dimenticare anche le armi bianche. Una maggiore attenzione alle mani in cui finiscono queste armi di libera vendita potrebbe, se non scongiurare casi come quello di Cassola, di certo limitarli. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora di un fenomeno purtroppo molto diffuso d'estate, quello delle truffe ai danni degli anziani, altri 5 casi nel Bassanese. Sentiamo. Anziani raggirati e derubati, 5 casi in 2 giorni, anziani presi di mira da gentaglia senza scrupoli, che spacciandosi per tecnici Enel, gas o quant'altro, si fanno aprire la porta di casa e rubano, senza che i proprietari abbiano il tempo di accorgersene, tutto ciò che di prezioso posseggono. Abbiamo dato più volte notizie nei nostri TG. 3 giorni fa stesso copione a Bassano, dove a una coppia di 75 e 78 anni sono stati rubati 50.000 euro tra oro e soldi, che i finti messi avevano detto di mettere in frigo. E poi Rosà, Romano, Schio, il giorno seguente Montecchio, preciso il modus operandi, e dalla polizia arriva un appello, l'ennesimo. Primo, non aprire, chiamare subito il 113, se avete qualcuno fuori dalla porta che vi chiede di entrare, per qualsiasi motivo, può essere anche il delegato del sindaco che vi mostra una richiesta, voi chiamate il 113, noi interveniamo e verifichiamo, non c'è nessun problema, siamo qua per questo. Anche perché c'è gente, soprattutto gli anziani, che hanno perso tutto. Sì, questi furti qua, quando vengono commessi, sono gravi fatti, perché i ladri si prendono tutto, sono predoni e prendono tutto quello che c'è da prendere, dal denaro ai valori, qualsiasi cosa cara anche alle vittime dopo. Adesso voi state continuando le indagini, che sono iniziate praticamente subito, solo che non è semplice riuscire a individuare queste persone, potrebbero essere già lontane. Probabilmente sì, però ci sono degli elementi e stiamo valutando tutto, e adesso nei prossimi giorni speriamo di arrivare anche a qualche risultato. Esodo estivo, primo weekend da bollino rosso, con rallentamenti e code sulle principali arterie autostradali della regione e sulle strade verso le località di vacanza del Veneto. Nonostante partenze per le vacanze distribuite nel tempo e dunque, come vengono definite, più intelligente, da questa mattina si è intensificato il transito sulla 4 Venezia-Trieste, transito che è già notevolmente intenso in mattinata, si è ulteriormente intensificato nel pomeriggio sulla rete autostradale di Autovie Venete, code alla barriera di Trieste Lisert, Re di Puglia, e poi in uscita a Porto Gruaro nel tratto tra San Stino di Livenza e il bivio della A4 A23 in direzione Trieste. Durante la giornata, proprio per cercare di rendere più scorrevole il traffico, è stato attivato il bypass sulla A4 in direzione della A34 Villesse Gorizia, per sdoppiare appunto il flusso di traffico diretto verso Trieste e verso Slovenia e Croazia, per alleggerire così la barriera di Trieste-Liser. Traffico intenso anche sulla A23 in direzione del nodo di Palmanova. Ricordiamo che i mezzi pesanti rimangono fermi oggi fino alle 22 e per tutta la giornata di domani, domenica 29, dalle 7 alle 22. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura al meteo con le previsioni del tempo per domani. Arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica soleggiata e anche molto calda sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature molto calde con minime comprese tra 19 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 31 e 36 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 33 e 36 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile, specie al pomeriggio, un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 34 gradi. È tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.